Ma la Regione deve intervenire, deve esercitare pressioni perché questa assemblea venga rinviata, no? Non si deve fare questa assemblea, prima guardiamo cosa c'è nella scatola, diceva Arman, e poi si decide perché c'è qualcosa che non quadra, no? Ecco, lei come su queste due banche, voi di Indipendenza Veneta cosa dite? Beh, a riguardo ci sono molte cose che non quadrano, ad esempio non si capisce questa fretta nel fare l'assemblea in così poco tempo, cioè ci sono 18 mesi di tempo e noi vogliamo farla immediatamente. Penso che ci sia qualcosa da nascondere o qualcosa da far passare inosservato momentaneamente e che poi si accorgeranno quando tutto è deciso. Di fatto stiamo parlando del sistema Veneto, del sistema della piccola e media impresa, come abbiamo visto nel video, che si è sempre appoggiata molto sul sistema bancario. E proprio in questo caso qua possiamo vedere che la maggior parte degli azionisti di Veneto Banca, circa il 62%, e quindi oltre 50.000 di questi azionisti ha meno di 9.000 euro investiti. Questo cosa vuol dire? Che l'istituto bancario ha chiesto di diventare azionista per dare finanziamenti, per dare fidi, per dare qualcosa in scambio. Quindi attenzione, perché qui si sta andando contro il tessuto sociale veneto, contro questa impresa che ha sempre creato utili, che ha sempre dato utili anche alle altre regioni, quindi è a rischio tutto il sistema. E si è parlato prima della giustizia che deve intervenire. Bisogna aver fiducia sulla giustizia, punto di domanda, bisogna aver fiducia sul sistema bancario, vi chiedo io adesso, scusate la domanda, dobbiamo aver fiducia sui consiglieri regionali, punto di domanda, senza competenze in nessun settore che riguarda la finanza pubblica, e quindi io mi chiedo in cosa dobbiamo aver fiducia adesso, anzi chiedo a tutti cosa dobbiamo aver fiducia in questo momento, se abbiamo la regione che non difende i nostri interessi, ma anche non potrebbe farlo perché non ne ha le competenze. Abbiamo la banca che sta cedendo alle pressioni degli speculatori, agli squali finanziari, e questa manovra è creata ad hoc in questa direzione qui. Quindi la cosa fondamentale da fare, a mio modo di vedere e secondo noi di Indipendenza Veneta, è di rinviare prima di tutto l'assemblea, ovviamente se possibile, e probabilmente è molto difficile, ma ci speriamo. Se non ci danno le spiegazioni che devono, cioè il perché così velocemente impostata questa assemblea, il perché nessuno ha difeso la banca quando per le altre banche si fanno salti mortali e salvataggi ad hoc, eccetera. Quando si è dimessa la dirigenza nessuno ha dato nessuna spiegazione. La valutazione un po' strana dei 7,30 euro, ci devono dare spiegazioni, anzi devono dare spiegazioni soprattutto ai 62.000 veneti che hanno creduto, hanno finanziato questa banca e adesso